siccome non c'è due senza tre, vi si sposa ieri, vi si sposa oggi, serve un terzo rito, quello veramente ufficiale. Allora, perché ci sia un rito ufficiale serve un ufficiale di stato civile, noi ce l'abbiamo, è un assessore che... Allora, prima di farlo entrare abbiamo concordato un testo in modo, come dicono i francesi, da evitare cagate, ok? Quindi lo chiamerei qui, l'assessore Ciano Continua. Permesso, potremmo andare a fare qua. Suocera, buonasera. Ciao persone, Gaetano, come stai? Grazie. Buonasera assessore. Guarda che roba. Bene. Assessore, leggendo il microfono, il testo è concordato, quindi prego. Senz'altro, il foglio che avevo scritto l'altro giorno, mi ho smettere a casa. E ho fatto mica improvvisare un po' venendo su in macchina, ho scritto le robe. Era quello che volevo evitare. Senz'altro. Allora ragazzi, anzitutto buonasera a tutti, chiedo un attimo di tornare seri perché penso che sia il momento di veramente fare il matrimonio. Dopo la farsa di ieri, la fine di oggi. Ora, col potere conferitomi da www.matrimoni.it sono qui per maridarvi sul serio. Sì, dai, prego. Allora vado senz'altro a leggere per non incappellare in errori. Incappare. Allora, è un piacere essere qui a celebrare il matrimonio di Gaetano e Benedetto. Benedetta. Scusa, assessore, è una femmina. Aspetta. Gaetana e Benedetta. No, è una femmina l'altra, Benedetta e Gaetano. Ah, c'è un maschio e una femmina? Sì. Che si sposa? Sì. Era un tocco che non mi capitava. Che bello. Ah, bellissimo, dai, come una volta proprio. Delle robe che... A volte si usa ancora. Un po' all'antica come scelta, ma se vuoi bene, non bisogna giudicare, capisci? Sì, no. Non bisogna mettergli a bocca. Ogni modo, conto che si amino. Allora, ecco, non ho imparato tutto a memoria, quindi celebro e leso. Ok, celebro, leso. Celebro leso. Esatto. Sicuro. In questo caso è molto... Esatto. Evidentemente la differenza di età tra la sposa e quest'uomo attempato è davvero ampia. Adesso capisco perché si dice Benedetta del Signore. Il Signore è anziano in questo caso. Quindi Benedetta, il Signore sei tu. Benedetta del Signore. Oggi è senz'altro il giorno più bello della vita, il matrimonio. Allora Gaia ha preso la lettera e ha pensato, perché accontentarsi di un solo bel giorno? Facciamone due. Benedetta, prendi spunto, mi rendo disponibile a fare un discorso anche a te per il terzo, quarto, quello che tu deciderai che sia. Esatto. E oggi il momento speciale che avete scelto insieme. Gaetano, è grazie a oggi che lo Stato ti condannerà a pagare gli alimenti. No, nel senso, questo... Non pensate... No, ho capito, ma non oggi. Andiamo avanti. Scherzi a parte, dai. Qua abbiamo scherzato, adesso veniamo alla vera e propria cerimonia. Scherzi a parte, ho caro essere qui a celebrare l'unione di queste queste due bellissime persone con tanti valori in comune. A proposito di valori, andiamo per un momento ad analizzare un aspetto economico non trascurabile. Gaetano è sempre stato amante del caffè, l'ha detto esso stesso durante il discorso di oggi. Marco, che lo conosce dal 2005, ha sempre pensato, ma quanti skate spende Gaetano per il caffè? Dal 25 agosto 2017 ha trovato la soluzione mettendosi ufficialmente insieme a Benedetta. Secondo prudenti stime il risparmio dello sposo, considerato una media di 1,10 € a caffè per 4 caffè al giorno, si aggira intorno ai 10.220 euro. In 7 anni. Un affarone. Capisci? D'altra parte la sposa, grande fan di Marco e Pippo, tra biglietti degli spettacoli, gadget e cene post spettacolo ha risparmiato circa 3.450 euro. Pertanto il signor Gaetano Rocco Guadagno è condannato a risarcire la sposa di 6.770 euro. No, ma scusa. Esatto. È la differenza tra le due spese contando l'inflazione e al netto degli interessi. Esatto. Vuoi fare subito un assegno? No. Hai il POS? Non ce l'ha. Ma torniamo ai valori. Un valore senz'altro importante è la bellezza, no? Bellezza a cui che entrambi tengono molto.
Gaetano, per esempio, è sempre curato, si taglia i capelli quasi ogni settimana. Esso addirittura, se si sveglia di notte per fare pipì, si petena prima di tornare in letto per non venire fuori disordinato nei sogni, capite? Quanto ci tiene, quanto che ci tiene. Benedetta invece, beh, che dire della sua bellezza? Non serve neanche a commentare, facciamole un applauso e basta. Bravo, Piccone. Non come quella sposa, quella a Barzelletta, ti sembra? No. È presente a Barzelletta? Tasi, è setto? Te a conto? Tasi, ascoltami. E ora no, che sei un prete, non quello che era qui oggi. Non era un prete, non è un prete. C'era un prete. E dicevo che era sto prete novello, appena entrato in una parrocchia, no? E non sapeva come funzionava coi schei, offerte, queste robe qua. E aveva un matrimonio dopo 2 giorni, al che il sposo gli domanda, scusi, ma parlo offerta qua, come abbiamo da fare? Quanti schei vuoi da dare? Guarda, tu dammi quanti soldi in base alla bellezza della sposa, no? E ora arriva il giorno del matrimonio e sto sposo va dal prete che dà 10 euro. Non deve essere tanto bene sto sposo. E ora il prete alza il velo e guarda che dice sposo, aspetta che vado torta il resto. E capire? Nel senso che non era tanto bello. Cioè io che valuta 10 euro. Ma perché le spiega le battute? E spiego perché io riride, te sarà l'emozione, ma te me guardi questa faccia da monaco, paura che... Ah, sei sposo? Almeno oggi. Ma torniamo ai valori. La generosità. Generosità. Conosciamo anche voi altri? È un valore senz'altro importante. E allora vi domando, siete pronti ad amare, accudire, educare, nutrire e far crescere i gatti che il Signore vi vorrà donare? Scusi assessore, ma credo fossero i bambini. Bambini. Lega. Ah, aspetta. Allora, indomandiamo, volete un bambino? Siete sicuri? No, perché dopo bisogna star io che dopo so come che va a finire ste robe. Ti ho questo e mi ti avevo detto che era un impegno, che non te pensi che colga sei infame, che vuoi andare fuori mi tocca sempre me. Ti sai che sei un impegno dopo anche a casa, che non te sipi maniaco se spacca qualcosa. Ti sai che qui si cucci dopo spacca tutto e ti diventi nervoso. Non fa più un cane. Scusi, quando ha scritto questa parte, assessore? Ho fatto copia e incolla quando che mia moglie mi ha detto che lo porta a casa il cane, mi ha fatto questo discorso qua. Mi pareva sembrasse coerente con... Ogni modo veniamo allora alle promesse matrimoniali elaborate dal Centro Studi Matrimoni di Molto Buio Fiumicino. Pertanto ora, caro Marco, tieni i fogli, leggerete le promesse, le vere promesse. Lo sposo alla sposa, lo sposo alla sposa e reciproco. Cosa vuoi dire? Allora, facciamo scominciare lo sposo. Ci vedi? Luce. Prometto di fidarmi di te e di fare tutto il possibile per rendermi degno di fiducia. Ti chiedo solo di fidarti quando vedi un numero sulla mia rubrica che finisce con calcetto. Ecco. Prometto che se vedo il lavello pieno di piatti sporchi, le ceste piene di panni da lavare, la polvere sui mobili o le tende macchiate, prometto che forse entro domani passo tutto. Forse. Prometto che ti farò ridere ogni giorno. Trovi i biglietti su Ticketmaster o su www.marcopico.com. Prometto di invecchiare insieme a te e se non mi credi, guardami, ho già iniziato. Tocca a me. Senz'altro. Pronti? Prometto di portarti la colazione a letto, però prima passa in cassa a fare lo scontrino. Prometto di non giudicarti mai, anche tipo oggi vestito così e con quella pettinatura là. Prometto di non andare mai a letto senza aver risolto un problema. Ecco perché ho insistito per quel divano comodo. Prometto che ogni giorno nella buona e nella cattiva sorte sarò gentile e premurosa e darò la Bernarda al qui presente Gaetano.
Questa è la nostra fede, questa è la promessa fatta da Benedetta al nostro Gaetano. Evviva i sposi! Musica!